Segretario, oggi è un momento importante, si elegge la nuova squadra che guiderà la CGIL nei prossimi anni. È un momento importante perché certamente questa Camera del Lavoro, dopo il congresso che ha visto tutte le Camere del Lavoro d'Italia rinnovarsi non solo nella politica e nelle questioni da affrontare, urgenti da affrontare, anche all'interno della vita democratica, ma soprattutto, come diceva la mia segretaria regionale, è un momento importante perché da qui si parte con una lunga serie di iniziative che cercheranno di dare una svolta alle brutte politiche dal nostro punto di vista che il governo nazionale e regionale stanno mettendo in campo. Si parte con l'autonomia differenziata, ma proseguiremo il 15 aprile a Caltanissetta. La CGIL come tante altre associazioni mettono a disposizione i mezzi per raggiungere Caltanissetta, ma si continuerà con il tentativo di dare anche una mossa al governo regionale e nazionale sul tema della sanità. Oggi in Italia c'è una grande preoccupazione perché la sanità pubblica di fatto non c'è più, ce l'hanno già scippata, nel nord è stata privatizzata, nel sud le lunghe attese e i costi altissimi per il privato ci stanno portando anche a non curarci. Segretario, eppure in una terra con tanta fame di occupazione, oggi vediamo i titoli dei giornali, circa 200 posti sono liberi per degli incarichi nell'ufficio del lavoro, insomma, come mai? Perché succedono queste cose? Perché spesso la politica fa le cose per non farle portare a termine. Intendo stiamo parlando di un anno quasi di ritardo. Poi chiedono specifiche competenze con specifici titoli di studio perché necessitano tecnici e li mettono a bando per pochi mesi, qualche volta anche per un anno, e con stipendi che ormai non sono più nelle condizioni di reggere le esigenze di una famiglia. Allora un giovane, perché di questo si tratta, un giovane che ha quelle competenze preferisce andare a cercare un lavoro stabile, un lavoro pagato quantomeno per garantire un minimo di dignità alle famiglie. Ecco, queste cose pesano e chi ha responsabilità di governo dovrebbe saperle e allora incentivare le professionalità con posti che possono essere stabili e certamente remunerati. Insomma, per quello che si chiede l'offerta retributiva è minima, mi pare di capire. Sì, pensi che nella pubblica amministrazione ci sono ancora stipendi che arrivano attorno alle 1.000 euro, quindi chi guadagna tanto può arrivare anche ai 1.500 euro, in un contesto nel quale abbiamo un'inflazione che supera il 10%, dove i servizi pubblici di fatto non ci sono più, penso a tutto quel mondo che c'era attorno alla scuola con il trasporto dei ragazzi, penso all'aumento delle tasse e delle materie prime, penso alla povertà diffusa. Allora questi stipendi oggi non sono più in condizione di garantire una vita serena. Sì, un momento importantissimo, intanto perché proprio da Agrigento si inizia a discutere su un tema importante, l'autonomia differenziata, che porterà la CGIL insieme alla Willy ed altre associazioni in piazza il 15 di questo mese a Caltanissetta, un momento in cui invitiamo tutti i siciliani a partecipare perché discutiamo dei diritti dei siciliani, perché oggi mentre lasciamo a casa delle risorse sul PNRR che non verranno spese nel mezzogiorno, allo stesso tempo si discute di autonomia differenziata, un'autonomia che porta una differenza tra nord e sud, non solo un'autonomia di differenza in cosa spendiamo e in cosa viene speso, ma soprattutto un'autonomia di differenza dei diritti, che sono diritti di cittadinanza, due tipi di cittadinanza. Noi non li vogliamo, noi rivendichiamo sviluppo e occupazione in Sicilia. Ecco perché è importante essere qui, ecco perché la CGIL Sicilia c'è al fianco della Camera del Lavoro di Agrigento, al fianco di Alfonso Buscemi, che insieme alla segreteria che sarà eletta oggi e per cui si sta in questo momento votando, appunto apre la battaglia, apre la pista e porta in Caltanissetta insieme a tutte le Camere del Lavoro siciliane una battaglia importante in cui, ripeto, invitiamo tutti i siciliani ad essere presenti. Lo sviluppo, l'occupazione in Sicilia, il contrasto alla precarietà in Sicilia parte da un elemento importante: avere gli stessi diritti, le stesse opportunità, e in cui in un momento in questo paese si spende sempre meno per i diritti, per i bisogni e
il welfare sociale in Sicilia, è importante essere in piazza giorno 15.